Innanzitutto si parte fin da subito, nel momento che il coordinamento c'è stato, della condivisione c'è stata. Devo ringraziare il prefetto impresa per questo momento importante. Si è fatto innanzitutto coscienza della situazione. La situazione è molto grave, il nord-est e non solo è praticamente qui il capolinea della distribuzione, l'interporto della distribuzione di prodotti che spesso vediamo sequestrati non conformi, e quindi tutta una serie di operazioni di coordinamento che porteranno a delle verifiche, dei controlli molto più incisivi, perché coordinati rispetto a prima che si faceva in modo singolo. Quindi questa è la novità ed è molto importante. L'altra questione, ha ragione il Sindaco, un appello ai consumatori: evitare di acquistare prodotti vuol dire evitare di acquistare prodotti nocivi alla salute, soprattutto per i nostri bambini, ma anche per i pericoli familiari, perché un albero di Natale che si incendia in casa non è cosa da poco. Quindi i prossimi giorni vedremo cosa ne verrà fuori dal coordinamento, però cose che secondo me cose importanti che ci faranno pensare. Quindi i consumatori hanno il dovere di pensare anche a questo. Poi pensate quanto attraverso i boni transfer si trasferisce da questo paese nei paesi orientali, parliamo di circa cifre per pari a 16, 17, 18, 20 miliardi di euro da questo paese che escono all'anno, e sono soldi che vengono portati via attraverso questi strumenti. Poi le tasse aumentano.